Il senso della poesia, per conto mio, è abituarti ad aprire finestre dentro la tua coscienza. Cioè se la poesia non diventa tua, ma resta di chi l'ha scritto, è inutile. Deve aprire delle finestre dentro di me continuamente. E il senso della poesia è anche questo. Tu la devi leggere, la devi rileggere, quando la rileggi ti deve dire altre cose perché sei cambiato tu. Le parole sono le stesse, ma tu sei cambiato. Allora quella significazione infinita, come diceva Schelling ad esempio, che l'arte che non ha una significazione infinita non è arte. Se tu dici, già letta, o sbagli tu o è sbagliata la poesia. Il segreto della poesia di Federico Tavang è che racconta la vita. Racconta la vita, racconta i disagi, racconta le fatiche del vivere, soprattutto ti aiuta ad allargare la forbice della cosiddetta normalità. Noi tendiamo a stringere sempre di più chi è normale, chi è come me alla fine, basta, no? Io sono il solo normale, mentre invece tutte le persone hanno una loro funzione nel contesto sociale, qualunque cosa facciano, eccetera, no? È come su un albero. Ci sono tante foglie dello stesso albero, ma ognuna ha un valore diverso. C'è quella che sta dalla parte del sole, quella che cade prima a fare terreno, no? Quella che il vento porta lontano e fa finire chissà dove, no? Ed è come, le devi leggere come un messaggio che gira, che diventa importante per tutti. È chiaro che dopo delle foglie che cadono, c'è uno de Kudermans, uno che era stato condannato a morte, un teologo belga, un giovane, che dice: mi considero come una foglia che cade per fare terreno. La qualità del terreno dipenderà da quella della foglia. Ecco. Allora ogni foglia deve fare il suo lavoro. No? Allora c'è una bambina nelle scuole elementari che parla di un albero nel suo giardino e dice: chissà, il tema era albero, solo la parola albero, chissà quali storie da mondi lontani porta il vento che fa sussurrare le foglie dell'albero del mio giardino. Pierluigi Cappello, e lui era anche molto attento invece al ritmo delle poesie. E ricordo che nel premio Malattia della Vallata noi facevamo una scelta, la giuria, poi andavamo da lui e scommettevamo quale avrebbe eliminato. Lui leggeva, batteva con il dito e doveva sentire il ritmo. Se non funzionava il ritmo, via. No? Aveva questo bisogno del ritmo, di sentire il ritmo della poesia. No? Anche per Pierluigi la poesia era raccontare la vita proprio. Lui viveva, siamo andati a trovarlo, eravamo amici molte volte, in una baracca del post terremoto, e che apriva era che dava su uno spazio verde davanti lì. E lì lui vedeva la vita. E noi abbiamo pubblicato con la provincia di Pordenone un'antologia, la poesia dialettale nelle parlate del Friuli occidentali. Siel speravali, scelgo parole. È un verso di Novella Cantarotti, no? Lì c'era qualcuno, l'assessore alla cultura non voleva questo titolo, non si capiva. Allora l'incaricato, Claudio Codin, dice: mettetelo, quando ho scritto. È diventata quella. Ecco. E abbiamo trovato moltissime poesie. Col tempo lì la poesia era quella che usciva dalla filologica, malata di zorotismo, di filastrochismo, eccetera.
e non è stata accolta bene, perché si è dimostrato che nei paesi, nei piccoli paesi, si riesce a fare più poesia che non in città. Infatti i maggiori poeti sono o carnici o delle aree periferiche, dove uno ha anche il tempo di pensare, di sentire i rumori, gli odori, eccetera. No? Allora ricordo padre Davide Maria Turollo, che è stato un amico nostro ogni volta che veniva in Friuli. Lui era a Fontanella, di Sottomonte, nell'abbazia di Sant'Egidio, paese di Papa Giovanni, e lui dice: era nevicato, scomparsi tutti i segni della vita, no? Le tracce della vita sotto la neve. Ma dice, ma si sentiva il silenzio assordante di Dio. Ecco. Anche Pierluigi Cappello, la parola che gli piace più è il silenzio, perché il silenzio è denso, c'è tutto dentro, ci metti dentro tu. Fate conto, ad esempio, qua nella vecchia strada del Valcellino, una cosa che noi avevamo proposto, andare ad ascoltare il silenzio. Senti un uccello che canta, un piccolo suono, un rumore, eccetera, che non è il frastuono delle automobili, no? Ecco, io vengo da Andreis perché ad Andreis si impara. Io lo dico sempre, la gente di Andreis è la gente che è capace di inventarsi la vita momento per momento. E c'era un amico, Renzo De Paoli, che è morto, faceva dei cucchiai di legno. Ricordo un giorno abbiamo accompagnato Carlo Ginzburg lì e Renzo dice: questo legno oggi non vuole farsi lavorare. Come fai a sapere? Me lo dice lui. Carlo Ginzburg ha utilizzato in un convegno sull'Inquisizione a Montereale quello lì come metafora, dice: il documento a un certo punto alle domande che gli fai ti risponde. Quando non ti so rispondere vai da un'altra parte, che forse là c'è uno che ti saprà rispondere. Io questo non lo so fare. Ecco, un giorno ho chiesto, Renzo De Paoli l'ho portato anche all'università, è stato un incontro straordinario, ha fatto vedere con le mani come si lavora. Cioè, l'idea era questa, che se tu fai 1000 volte lo stesso gesto, il 1001 è nuovo perché ha dietro tutti gli altri 1000. No? Però devi adattare il luogo. Ricordo un giorno, sono andato lì, è venuto uno che voleva un rastrello, ne aveva 4-5 uguali, prende uno, lo mette da parte, prende un altro, lo mette da parte, prende un altro, lo mette da parte. Io mi ero accorto che quando era entrato questo l'aveva guardato dai piedi alla testa, passando anche per le mani, vedendo se aveva i calli, eccetera. No? Ma gli chiedo: ma Renzo, perché sono tutti uguali? No, sai io, perché lì è stato fatto con un legno che è stato tagliato dalla banda dal sorelli. E non ti fai le visiste, le vesiche sulle mani. Quello là cosa fa? Tira su l'erba davanti a casa e dopo lo lascia alla pioggia. Allora, quello lì può prendere anche quello, no? Uno qualsiasi. Ecco. Un giorno gli ho chiesto chi è Federico? Federico è Federico. Una infinità di varietà, di persone, eccetera. Non lo puoi convincere. La Gnagonda, che teneva il negozio qua, era la zia e l'ha portato a tutti i santuari, eccetera, anche a Lourdes. E allora c'è una poesia anche di Federico su Lourdes, che dice: «Chi a se viva, se guarisse, se muore, quando sono stato, non le guarì nessuno». La Madonna ha capito che era meglio che restasse così, che era meglio che restasse così com'era. No? Ecco. E Federico è venuto giù a Montereale e incomincia
dalle goffes, le tasche le chiamano le goffes qua, no? E tira fuori un foglietto piegato, spiegazzato 3000 volte così, e aveva scritto in poesia quello che io avevo raccontato alcuni giorni prima qua di Andreis, sulle tradizioni di Andreis, su Attila, che non c'entrava nulla, poveretto, erano i turchi, truppe mercenarie turche, non turchi, pagate da Venezia, e me la legge. Aveva trasformato in poesia quello che io avevo raccontato quel giorno lì. Ecco. Da lì ho capito di aver di fronte una persona con un'intelligenza particolare. Io dico che di Federico non bisogna fermarsi alla superficie della poesia. Qualche volta sembrano battute, però sono battute che nascondono un altro strato che sta sotto un altro strato di sofferenza, eccetera, no? Ecco. E bisogna leggere queste stratificazioni delle poesie di Federico, non fare della retorica, star lì ed ascoltarle. Ecco. E dopo lui veniva giù lì in biblioteca Montereale e aveva scritto una poesia, no? In cui parlava di gente del paese, no? Quella che dice, no? Barbabiggio presente, quell'altro presente, Cascova, c'è un Curtiv, Canolè, eccetera, così. Venne giù e disse, bisogna che la cambi, perché si riconoscono, si offendono, si arrabbiano con me. E allora leggetela quella poesia lì, se vi capita, no? D'accordo con lui mi ha detto, facciamo così. Era una poesia per gli ultimi del paese, quelli che avevano difficoltà, quelli che... trasformiamolo così, intitoliamolo invece Canto d'amore, per queste persone che sono gli ultimi. Ecco. E una poesia di Federico anche importante è Lettera ai Nins, pipici, bambini più piccoli. No? E quanche io dei, quando vedete un Matuschel, uno fuori di testa, che fa i robes, che fa cose, che vostri pari neanche se le suglia, che vostro padre neanche se le sogna, lasciatelo stare, non dateli né caramelle né peciades. Peciade ricordava il gatto preso a calci, eccetera, no? Che era anche lui, no? Perché dice, anche un porbiat, anche un povero disgraziato, si commuove davanti alla luna e agli stelle. Ecco. Si commuove davanti alla luna e alle stelle. Anche lui è una persona che ha un'anima dentro, che ha una vita dentro, importante, la sua. Una delle poesie di Federico, che ha dato il titolo anche a un libro, Mi è capitato. Poteva capitare anche a te, nasce un pignaton, nascere un pentolone, di zuffi e strie di strie senza processo. Mi sono chattato a passare cabantes. Mi è capitato di passare da quelle parti. A qualcuno capita quello, ad altri può capitare altro. Ecco. Però mai perdere una speranza nel futuro. Ecco. Uno dei testi di Federico era uno che aveva bisogno di voler bene a tutti. Voi bene a tutti, qualunque voi siete, no? Ecco. Bisogno di essere amato, di sentirsi amato e di amare gli altri. Basta, no? No, dai, non stai perdendo. E soi che sgorle in la nave spaziale, non stai disturbame, vo e sei de un altre mont.
Piccia al chiant. Faviele me delito mans, che han sempre carecciat lagrimes e ridudes. Faviele me dal tio cour e deli sobatudes. Puarteme aians chi cor par strades cencia curves. Favieleme de ce che tu voul. Lasseme iode in tai voe un lac plen de barchiutes. Conteme de quanche tornant dalla fontana la sela plena de vita arit. Parlami delle tue mani che hanno sempre accarezzato lacrime e risate. Parlami del tuo cuore e delle sue battute. Portami agli anni che corrono per le strade senza curve. Parlami di quello che vuoi. Lasciami guardare negli occhi un lago pieno di barchette. Raccontami di quando, tornando dalla fontana, il secchio pieno di vita ride. Di questa poesia ci sono un paio di evocazioni così da sottolineare. Le battute del cuore, facendo un gioco di parola con il cuore che batte e con le battute proprio che uno può fare, e il gioco che fa l'acqua all'interno del secchio, quando muovendosi sembra che disegni un sorriso, una risata. Andrea Nutta. O meravea deli meraves, l'aquila eis tornada. Eis così malada, ca cun sta cun no, par sempre. A un'ala rota, a no sgorla pi, a no podarà pigliode al ceil. Un'aquila in gabbia a fai doul, alle coma iode un leon al zoo, un pesce in tala vasca, un pagliazzo al circo, un poeta in Andres. Aquila, tu steve miei prima, libera, picchiat. Stiampa! Piccola Andreana, oh meraviglia delle meraviglie, l'aquila è tornata. È così malata che non sta con noi per sempre. Ha un'ala rotta, non la muove più e non potrà più vedere il cielo. Un'aquila in gabbia fa peccato. È come vedere un leone allo zoo, un pesce dentro la vasca, un pagliaccio al circo, un poeta in Andreis. Aquila, stavi meglio prima, libera. Peccato. Scappa! Qui ovviamente Federico vede l'aquila in gabbia come un poeta in Andreis, quindi come se stesso, insomma. Qui fa parte anche il rapporto conflittuale che ha Andreis, che ha Federico con Andreis, insomma, dove è nato e dove anche però ha sofferto, per cui c'è sempre questa lotta fra il restare e lo scappare, insomma. Sì, anche qui l'aquila che è in qualche maniera ferita e quindi che è ritenuta non in grado di fare delle cose e che Federico però invita a scappare, insomma, quindi a rischio di morire prova a scappare. Quindi è un riferimento comunque a dosare, al di là delle difficoltà personali che uno può avere. No, ho sentito la traduzione della parola fa peccato un'aquila in gabbia e la traduzione fai peccato, in friulano non dire fa peccato, No. ti fa dispiacere. Non è un peccato, mi fai dispiacere. Sì, fa riferimento al fatto che quassù nella voliera c'era un'aquila con l'ala rotta, adesso ce n'è un'altra ma non con l'ala rotta. Era il simbolo, poi è divenuto simbolo del parco, l'aquila. L'aquila sì, era il simbolo del parco. Era il primo animale forse che era. Beh, quello più importante che c'era, sì. Che c'era. Il loghetto, quello del parco, quello che si vede per le Dolomiti Friulane. Era tutto. Si ha questo esemplare che era, se c'eravamo noi qua, era il primo esemplare unico che avevamo con l'ala spezzata. È stato un bel pezzo. Sì, tanti anni. È il primo animale da cui poi si è costituito il parco. Sì, uno dei primi, Uno insomma, dei però primi. avere l'aquila era come avere la regina in casa, insomma, anche se poveretta era martoriata. Ma Ok. una domanda sempre
Scusate, il quarto verso. C'è 2 volte un. Sono 2 significati diversi. Qui significa deve stare e qui significa con noi. Una è il verbo e una è la preposizione. Acum è deve. Cum, con. Sì, ovviamente è un gioco che in italiano sarebbe difficile. Mei codons. Da piccial, sull'arbal, e robava i miei codons. E al paron a me correva da vor con un baston. Ades i me manchiami tant che l'arbal, che il mel codogn, che il paron e che il baston. Mele cotogne. Da piccolo, sull'albero, rubavo le mele cotogne. Il padrone mi correva dietro con un bastone. Adesso mi mancano moltissimo quell'albero, quelle mele cotogne, quel padrone e quel bastone. Federico era assiduo frequentatore delle corriere, si recava a Pordenone, andava al circolo quello del... Circolo Zapata. Il circolo Zapata, bravo, che non mi veniva, e quindi l'ho conosciuto lì in corriera, lo conoscevo anche prima perché era amico dei miei, però l'ho conosciuto meglio in corriera, era comunque, non si poteva fare a meno di non sentirlo perché era rumoroso, quindi aveva questa verve che ti svegliava anche la mattina presto, alle 7:10 ti svegliava, perché ovviamente era così, e poi mi aveva stupito perché il viaggio di ritorno, che avevamo, guarda caso avevamo gli stessi orari, quindi io facevo rientro perché facevo teatro e lui rientrava poi alle 5:20 con la corriera delle 5:20. E mi ricordo che il pomeriggio portavo sempre dietro la Divina Commedia, che la prof quella volta ci faceva portare il libro, lo tenevo in mano perché non mi stava in cartella, e lui mi ha recitato a memoria, e mi rompeva le scatole perché doveva far vedere che le sapeva, e mi recitava alcuni passi della Divina Commedia che sapeva a memoria. Ovviamente mi sgridava perché io non avevo alba di quello che lui mi stava dicendo e quindi vabbè, mi prendeva anche un po' in giro. Comunque era una compagnia molto vivace, ecco, in corriera. Dopodiché mi ero appassionata comunque sempre alle sue poesie andando avanti nel tempo, perché poi quando si matura si legge anche in chiave diversa le cose. E ho conosciuto appunto Aldo Colonnello, la Rosanna e Andrea un po' più avanti quando ho fatto la tesi di laurea all'università, perché l'ho fatta proprio su Federico Tavan. Io mi sono laureata in architettura, ma ho rivisto Federico in una chiave, passatemi il termine, architettonica, cioè ho utilizzato, diciamo, quello che conoscevo di Federico, quello che mi ha insegnato Aldo e Rosanna e Andrea, per scrivere su Andreis e sull'architettura di Andreis. Dopodiché avevo fatto poi la tesi su di lui perché avevo ideato nella sua casa natale l'atelier dell'artista. Quindi ho avuto modo di conoscerlo anche grazie a aver scritto la tesi di laurea. Ecco, tutto qua. Comunque qua sono presenti entrambi i miei relatori della tesi. Adesso ci ho fatto questo pensiero mentre il tuo correlatore della tesi e Rosanna e Aldo li avevo citati come aiuto, come il valido e doveroso aiuto che mi hanno dato, insomma. Sotarraut, a se vai, a se rit, a se viv, a se mour, a se goza, a se chianta, a se cola, a se alcia, a se sciampa, a se torna. Allora, il Raut è quella montagna che vedete qua sopra, è stata messa qua, quella più a destra. Sotraut sta per dire ad Andreis, questo è il significato. Bene. Sotto il Raut si piange, si ride, si vive, si muore, si urla, si canta, si cade, ci si alza, si scappa e si torna. Anche qui di nuovo si scappa e si torna. Andreis, per Federico, lui, come posso dire, aveva bisogno di andare via di Andreis, ma aveva bisogno anche di ritornare sempre ad Andreis. Lui andava a Maniago, Montreale, Pordenone, Milano, in autostop a Milano, Parigi, tanto che Parigi per lui era un sobborgo di Andreis, giusto per rimanere così nei suoi modi.
Sì, qui mostra tutti quegli atteggiamenti che convivono in una persona, insomma, e convivevano anche in Federico. Ecco, soprattutto il verbo che identifica Federico è goja, perché lui qua Federico non parlava, urlava. Ma il fatto che siano veramente così viscerali e pregni proprio della sua vita e non studiati, insomma, questo che non vuol dire che non siano semplici, sia riflettuto, ma proprio che siano così pregnanti che lui aveva bisogno di mostrarli in maniera così evidente, come fosse uno spettacolo, insomma. Proprio i suoi movimenti sembrano quasi studiati, ma erano perfetti. Dava proprio il tempo del ritmo, di tutte le parole, riusciva sia col tono gestuale, sì. Meglio di Carmelo Bene. Se fosse normal. Se fosse normal, e audaresse al vint, a scrive poesie sui tiotti avei. Descolz, su Laga de Andrés, in cerchia della sorgente. E alla sera, chiocs de luna, senza mai stufasse, da gosà al nostro amor. E poi sugli arbi in cerchia de nits, sui lavres un vier. Se fosse normal, e suonares tutte le campanes, e poi via pa che praz, a diventa flowers, as e la mail. Se fossi normale, aiuterei il vento a scrivere poesie sui tuoi capelli. Scalzo sull'acqua di Andreis, in cerca della sorgente. E la sera, ubriachi di luna, senza mai stancarci di urlare il nostro amore. E poi, sugli alberi, in cerca di nidi, sulle labbra un verme. Se fossi normale, suonerei tutte le campane e dopo via per quei prati a diventare fiori, api e miele. In realtà qui sarebbe da dire per i prati, non per quei prati. In andreano si dice pacchi praz, in italiano sarebbe per i prati. Ecco, se fosse normale non è un periodo ipotetico dell'eventualità, ma dell'impossibilità. Quindi, come si vede anche in un'altra poesia, c'è provi le persone normali, qua anche elenca tutte le cose che provano le persone normali e che lui non riesce a capire. Insomma, quindi è una poesia apparentemente bucolica, ma è tutto il contrario. Però la cosa bellissima dice se fossi normale e poi elenca una serie di cose, esatto, sì. Diventare anche qui un universo, perché fiori, ape e miele è tutto il ciclo della vita, insomma. Ecco, c'è anche un'altra poesia breve, insomma, che è così molto efficace a capire quello che si sentiva lui, parlando appunto della sua famiglia, che era una delle più benestanti del paese, quando dice «De duci vecchia splendors della mia famiglia e sono restato io, un'urtia. Di tutti i vecchi splendori della mia famiglia sono rimasto solo io, un'ortica». Che può sembrare una cosa da scartare, ma è una cosa che sì da scartare, ma che punge e lascia il segno. Sì, lui è sempre vissuto in questa casa qui, insomma, da solo negli ultimi tempi, prima con la zia. Aveva dei ritmi non normali, diciamo, quindi c'erano periodi in cui stava richiuso a dormire per mesi, per settimane, diciamo, non mesi, e per giorni in cui stava anche senza dormire, insomma, non aveva orari. Quando ho fatto il trasloco, l'ho ospitato io per alcuni mesi, quando si è trasferito di casa, trasloco. Ho detto sì Federico, va bene, facciamo domani il trasloco. Si è presentato alle 4 di mattina, con la carriola. Comina! È il giorno del trasloco! Sono le 4 Federico, così non aveva orari.